Benvenuti alla lezione numero 4 della sezione lettura e repertorio. Bene, questa lezione dovrebbe essere più divertente perché cominciamo a suonare un brano musicale. Dopo appena soli 3 esercizi di lettura, quelli precedenti, abbiamo la canzoncina di cui poi sono l'autore. Ho scritto questo piccolo brano musicale proprio per fini didattici, proprio con l'applicazione delle note precedentemente studiate abbiamo già da suonare una piccola composizione. Devo però premettervi che le note della mano sinistra sono diverse, ma abbiamo delle figure molto larghe, di lunga durata, sono delle semibrevi, per cui è facile. Poi, tra l'altro, anche in questo caso, le dita saranno ognuna sul proprio tasto, sulla propria nota, e le vedremo dopo. Allora, diamo un'occhiata dapprima alla mano destra, studiamo adesso il primo rigo, e vediamo come nella prima battuta, che sembra essere tagliata, in realtà abbiamo soltanto 2 figure da un quarto, quindi per il totale di 2 quarti, mentre l'indicazione di tempo è 4 quarti. In poche parole, non dobbiamo cominciare a suonare dal numero 1, dal primo movimento, bensì dal terzo, perché terzo e quarto sono gli ultimi 2, quindi quando una battuta è incompleta si va al contrario, quindi si conta, ci sono 2 movimenti e quindi si fa gli ultimi 2, si parte dagli ultimi 2. Allora, vediamo prima le note, mano destra, quinto, quindi mignolo sul sol, le note sono sol, sol, mi, do, sol, sol, fa, re, sol, sol, re, fa, mi, do, sol, sol. Queste sono le note, poi vedremo la loro durata, sono tutte semiminime, quindi corrisponderanno ognuna a un quarto, però adesso dobbiamo prima dire una piccola cosa dal punto di vista tecnico, della gestione tecnica. Allora, quando le note sono uguali, o meglio, se si susseguono note uguali a quelle già suonate, si fa la caduta. Quindi sul primo sol è già la caduta perché è la prima nota, quindi caduta sul primo sol, siccome si ripete di nuovo la stessa nota, si rifà un'altra caduta. Dalle altre il mi si articola, come già sappiamo, dal quinto al terzo e così articola dal terzo al pollice e ancora adesso dal pollice al mignolo un'altra articolazione per poi rifare la caduta. Quindi sulla seconda nota, se è uguale alla nota che già stiamo tenendo premuta, allora bisogna operare la caduta e dalle altre, se le note sono differenti, si fanno le articolazioni. Vediamo le note della mano sinistra, quindi come potete andare a vedere a pagina 8 della sezione teoria, al rigo della chiave di basso, possiamo leggere queste note. La prima è il Do centrale, suonando con il pollice, poi abbiamo il Si, poi abbiamo il Sol con il quarto e poi di nuovo il Do centrale. E qua possiamo, una volta effettuata la caduta sulla prima nota, poi fare comunque le articolazioni delle altre dita come già abbiamo visto negli esercizi di tecnica. Bene, adesso vediamo l'esecuzione di questo primo rigo a mani unite e a tempo. Bene, allora mettiamo le mani in posizione, abbiamo il mignolo sul Sol per la mano destra e il pollice sul Do centrale per la mano sinistra. Cominciamo a contare 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bene, allora, fatto a mani unite il primo rigo, passiamo al secondo, in cui possiamo notare come sia molto simile al primo rigo, tranne per la quarta misura, in cui al posto di 2 semiminime, mi, do, sul primo e secondo movimento, abbiamo una minima, do, e quindi da tenere per i 2 movimenti, mentre le note successive sono 2 re anziché 2 sol. Quindi velocemente mi, do, sol, sol, fa, re, sol, sol, re, fa, mi, re, do, re, re. E poi vediamo il conto. La mano sinistra uguale, do, si, sol, do. Passiamo adesso all'esecuzione a mani unite di questo secondo rigo. Ecco quindi che dobbiamo venire dalla nota, dall'ultima nota del primo rigo, perché abbiamo quindi Sol con la mano destra e Do con la mano sinistra, perché abbiamo un'articolazione da fare con la mano destra, in quanto la nota successiva è il Mi, quindi diversa da quella che stiamo tenendo premuta, e invece la caduta con la mano sinistra perché dobbiamo risuonare il Sol. Quindi qua stiamo sulle note del quarto movimento, conto fino a 4 la battuta precedente, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bene, adesso osserviamo il terzo rigo. Qua abbiamo un segno di alterazione, come vedete alla terza misura c'è questo che comunemente si trova anche come cancelletto sui telefoni, ma in realtà è il diesis, che innalza di un semitono, quindi sposta, altera verso destra, verso la parte acuta, la nota di un tasto a lui più vicino, e quindi quello da suonare con il quarto dito è il fa diesis, che sarebbe il primo tasto nero dopo il fa a salire, quindi il primo dei tre tasti neri in fila. Quindi bisogna spostare leggermente la parte, il braccio in avanti, per agevolare l'articolazione del quarto dito sul tasto nero fa diesis. Quindi le note sono mi, re, mi, re, mi, re, 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 mi, re, mi, fa diesis, sol e di nuovo due sol per finire. Passiamo alla mano sinistra. Ecco qua c'è una nota che abbiamo già incontrato, quella alla quarta linea nella chiave di basso, che è fa, ma anche in questo caso abbiamo un'alterazione, quindi si sposta di un semitono verso la parte acuta anche a sinistra e il fa diventa fa diesis da suonare con il mignolo. Questa a livello tecnico è una posizione già un po' più scomoda, anzi, se la vogliamo dire tutta, si tende ad evitare il mignolo sui tastieri, ma per un fatto semplicemente di applicazione alla lettura io ho scritto comunque questa melodia con l'accompagnamento della sinistra, che avendo semplicemente una semibreve, quindi comoda, che dura, insomma è una situazione insomma, praticamente tranquilla. L'importante è articolare il mignolo sul fa diesis con molta tranquillità, naturalezza e senza irrigidimenti. Allora le note sono fa diesis, abbiamo sol, la e si, quindi sono in fila fa diesis, sol, la e si, tutte di semibrevi. Vediamo al conto della mano destra: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mano sinistra: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Passiamo adesso all'esecuzione alle mani unite. Bene, anche in questo caso abbiamo l'ultima nota del secondo rigo con la mano destra re e l'ultima nota della mano sinistra, sempre del secondo rigo, do. Quindi abbiamo da fare un'articolazione sia con la mano destra, perché la nota successiva è mi, e sia con la mano sinistra su fa diesis, che è una nota quindi diversa da quella che stiamo ottenendo premuto. Allora rimettiamoci in posizione con l'ultima battuta. Abbiamo re e do, re con la destra al quarto movimento, e anche do con la sinistra, la semibreve. Cominciamo a contare solo l'ultima battuta, suoneremo poi direttamente la parte successiva. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E allora dopo questo terzo rigo il brano musicale, la canzoncina, finisce con gli ultimi due righi, che sono molto, molto simili ai primi due. C'è solo l'ultima misura, proprio la finale, che ha una piccola differenza. Anziché finire con la minima e due semiminime, così come accade al secondo rigo, finisce con una semibreve. La mano sinistra rimane uguale, le note sono le stesse, quindi non c'è nient'altro da spiegare di nuovo, se non che adesso mostrarvi l'esecuzione completa di tutto il brano musicale. 1, 2,
Bene, adesso che avete ascoltato l'esecuzione completa, io vi ricordo sempre che è molto importante procedere gradualmente, un passo alla volta, assicurarsi bene la lettura delle mani separatamente, quindi vedere prima la mano destra, poi la mano sinistra e poi anche un rigo alla volta, costruire con molta calma. Sono tutte cose da fare con calma, gradualmente, a seconda del vostro grado di lettura chiaramente vi regolate. Potete anche scegliere di usare il metronomo per raggiungere una certa velocità, però insomma ogni tanto, soprattutto per un brano musicale, pur di insomma, dimensioni ridotte e comunque anche di una certa semplicità, a volte magari si può anche fare a meno, perché poi il metronomo dà comunque quella tensione di stare sul tempo che potrebbe distrarvi dall'esecuzione, però insomma ci sono i momenti in cui va usato proprio perché si possa con l'aiuto di un progressivo alzamento della velocità fatto in maniera come solo il metronomo può aiutare a fare, e allora insomma conviene usarlo. Anche per questa lezione abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo visto delle note diverse per la sinistra, ma abbiamo soprattutto suonato un piccolo brano musicale con il semplice studio precedente di 3 esercizi di lettura, quindi abbiamo suonato le semiminime di 1/4, le minime di 2/4 e le semibrevi di 4/4. Quindi fatto questo esercizio, dopo ce ne sarà un altro ancora con queste figure, queste note e queste figure, però è leggermente più articolato, soprattutto da un punto di vista ritmico, ci sono anche delle pause, ma questo chiaramente lo vedremo nella lezione successiva. E io quindi vi ringrazio ancora di aver assistito anche a quest'altra lezione. Vi ricordo che per qualsiasi cosa potete rivolgermi delle domande, dei dubbi all'indirizzo email che vedrete alla fine sui testi, sui titoli di coda, e vi do appuntamento alla prossima lezione. Ciao!